Eccoci qua, siamo arrivati finalmente al momento, dico finalmente, nel senso che questo è un po' il momento più piacevole di tutta la puntata, perché si può sorridere, si può pensare alle cose con più spensieratezza, non ci sono grandi riflessioni tragiche da fare, se non guardare con prospettiva molto positiva a quello che ci attende. E questo è un po' il messaggio: costruiamo il futuro con cosa? Con l'arte, con l'opera, con tanto ottimismo, e quindi lo facciamo come sempre con Silvia Marangon, Presidente Associazione Mestieri all'Opera. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che questa volta ci porterà a trovare insieme a Stefania Miotto, cantante lirica, buonasera a personaggio di cantante lirica, ma anche persona seria, professionista e tutto, che ha un bellissimo carattere, grazie di essere qui con noi, a scoprire un mestiere di grande tradizione, di grande importanza, che è il mestiere dell'orafo, dell'artigiano orafo, ma anche di colui che vende poi certe opere straordinarie che piacciono tantissimo alle donne, ma anche agli uomini, vero? Ah, beh, certo. Adesso, tra l'altro, vedremo poi le sue creazioni, ma lui è proprio uno che sa trasmettere la sua arte proprio attraverso le sue opere. Io le chiamo proprio vere e proprie opere. Io lo conosco da un po' di tempo, persona straordinaria, e io mi ricollego sempre persona d'animo. Cioè proprio ha una bellissima anima, nel senso che lui trasmette attraverso le sue opere quello che pensa, quello che sente. E questo poi lo potrà anche dire la cantante lirica. Ma infatti l'artista, la cantante lirica che entra a contatto, lo diciamo sempre, con queste realtà, con queste botteghe, da chi vende oggetti che però ci mette dentro qualcosa di suo, perché nella scelta dell'oggetto c'è sempre la personalità di chi poi lo propone, lo vende, e anche il servizio, a chi realizza un'acconciatura, anzi che fa un trattamento estetico mettendoci le mani, un contatto fisico, trasmissione di energia, a chi realizza un qualcosa con materiali molto pregiati, per cui anche qui c'è sempre un'elaborazione anche della materia, no? Che cosa ha percepito stavolta? Allora, intanto, Carlo è una persona straordinaria, e tra l'altro, non a caso, è stato lui che ha disegnato i gioielli che ho indossato nel video appunto appena uscito di Incantico. E si è ispirato al brano, si è ispirato a quello che addirittura, cioè sì, proprio nel realizzare i gioielli si è ispirato a... Sì. Ah, che bella questa al cosa. brano e alla nostra città, che appunto il brano è dedicato a Padova, in particolar modo a Padova Urbs Picta, perché insomma adesso siamo ancora più importanti, e quindi ha creato questi gioielli, questi 2 anelli particolari e questa collana che appunto indosso nel video. Che non sono quelli che porto adesso. Che non sono quelli che porto ora. E niente, lui, quando sono andata lì sono rimasta affascinata proprio per la sua arte, ma come immagino sia, ecco, per tutti coloro che appunto sono artigiani orafi, perché è molto bella questa cosa che trasformano, creano. E tra l'altro una cosa particolare che ha questa bottega è che tante volte noi abbiamo dei vecchi ricordi, delle cose che magari ci vengono tramandate dalla nostra nonna, dalla nostra mamma, però almeno anche per quanto mi riguarda è difficile usarla, nel senso che magari sono cose o che sono passate o che sì, non metti più, come la medaglietta, le cose. E lui cosa fa? Prende queste tue cose, le trasforma in qualcosa che tu puoi riutilizzare, e fatto, diciamo, creato appositamente per te, quindi insomma anche lui studia la tua anima, e questo mi piace, e ci siamo studiati un po' a vicenda, diciamo, e è una curiosità che tutto gravita in questa cosa attorno alla luna, questo elemento un po' così affascinante, misterioso, particolare, infatti come nel mio brano Incantico, ma anche come il brano che insomma sentirete poi nel video, e come anche delle cose che ha creato lui, perché ha creato anche dei gioielli per la mostra fatta ancora qualche anno fa su Galileo Galilei, proprio ispirati alla Luna e agli studi che aveva fatto Galileo, per cui
come non si fa a parlare di arte con delle cose così, arte, cultura, cioè anche perché per fare ciò comunque uno va a studiare, a vedere, quindi trasforma e porta l'arte, la storia dentro al suo lavoro e lo dà in un altro modo ancora, quindi cioè, secondo me è Sì, meraviglioso. assolutamente. Ma quello che mi colpisce, che devo ammettere, che io non conoscevo questo artista, eccetera, poi era mutuato anche dalle parole di Stefania, da quello che ha raccontato anche lei, Presidente, e quindi dico, ma quante cose, quanti artisti, quante botteghe particolari, quanti artigiani ci sono nel nostro territorio, anche vicino a casa, che però, perché magari manca il marketing famoso, manca quell'attività di comunicazione, divulgazione, e noi ne siamo ignoranti, quindi magari andiamo a prendere chissà cosa in un paese estero perché siamo più sensibili e abbiamo occhi e orecchie dappertutto, però sotto casa magari possiamo trovare un capolavoro che ci appaga e magari creato per noi, però non lo conosciamo. Questa è una cosa che bisogna un po' riflettere, secondo me. Dirò di più. E voi in questo senso state facendo un lavoro importante perché tirate fuori dagli angoli queste cose. Diciamo che Carlo, lui è da tantissimi anni che fa questo lavoro, Carlo che è la bottega dell'orafo, che fa questo lavoro, ma la sua capacità, che io trovo che siano cose bellissime proprio da dire, perché magari ecco, lui è un timido che non ha coraggio di dirle certe cose, però per esempio vado io e dico ma sai Carlo vorrei una collana così, lui sa che il mio animo è rock e lui, perché percepisce, non perché solo per conoscenza, lui non sbaglia un colpo, mi fa la cosa che rock non mi fa una cosa semplice, cioè nel senso rock. Ok, va la cantante lirica, lui quando sa... è seria, è normale, quando è tranquilla, quando è Stefania Miotto. No, cioè, infatti questa cosa che lei ha voluto che facesse Carlo, ha fatto benissimo peraltro, cioè, è proprio per questo, perché tu non devi spiegare niente, cioè lui percepisce e questa cosa è bellissima, cioè è un valore aggiunto, ritorniamo sempre alle puntate precedenti, è il valore aggiunto quello che noi dobbiamo dare. Ecco, ti dirò di più che una cosa del dopo lockdown, che anche questa cosa è stupenda, quando noi eravamo a casa, tante persone che non sapevano cosa fare, per cui uno non so, dipingeva, l'altro faceva le cose di casa, l'altro grattava le sedie, cioè qualsiasi cosa che ci siamo inventati durante il lockdown, io non lo vedo solo negativo, perché non potete capire quante persone si sono fatte vedere in negozio con la loro valigettina, che poi, vabbè, io ho dato delle dritte perché non è che puoi arrivare in una bottega e dire sono Pinco e ti faccio vedere le mie cose, comprale. No, tu devi essere una che ha la sua identità e io compro. Però questo per dire che una valanga di persone ha tirato fuori quello che aveva dentro, per cui ognuno di noi potrebbe essere un artigiano seriale che non sappiamo neanche cosa può uscire. Sì. Ma è così, è così. È come... bravissimo, infatti questo è sempre per tirar fuori dietro le quinte, no? Che alle persone piace. Quando un artista, cantante lirica seriale ha scoperto la sua vocazione? Allora, diciamo che ognuno, come diceva Silvia, ognuno di noi ha tanti talenti dentro e la cosa che mi piace dire sempre, che dico sempre anche ai miei allievi, è che ognuno di noi è unico, perché un'altra Stefania Miotto non c'è, cioè siamo davvero unici nel bene e nel male, però ecco, saper trovare dentro di noi la nostra unicità, insomma, vuol dire molto. Io la mia unicità, diciamo, il mio talento, ecco, l'ho trovato nella musica, perché è la mia casa, cioè io quando salgo su un palcoscenico, sì è vero, hai l'emozione, perché però mi sento a mio agio, sto bene. Ma quando l'ha scoperto? E l'ho scoperto fin da piccola, perché è una cosa, probabilmente perché avevo il papà che era un fisarmonicista, amatoriale, amava la musica, me l'ha fatta ascoltare a 360 gradi e purtroppo, come molti sanno, chi conosce la mia storia, è mancato molto presto
E forse proprio per tenere sempre questo filo unito a lui ho continuato nella musica, perché quasi mi sembrava sempre di riviverlo, ed è così tra l'altro. E quindi lui è mancato, io avevo più o meno 8 anni e sono entrata a quell'epoca in una corale lirica, quindi nelle voci bianche, proprio giovanissima, e il direttore di quella corale, che era tra l'altro il parroco della mia parrocchia, Don Uldino Formenton, Don Uldfor in arte, perché era un compositore e ha composto un sacco di cose sacre e anche non, un sacco di composizioni, e con lui mi sono formata, perché lui comunque anche ci insegnava l'arte del canto, e da lì un po' alla volta, poi ho fatto un percorso anche privato fino a che ho fatto l'esame al conservatorio, perché ovviamente per la voce lirica e per la voce in generale deve essere formata, quindi non è che può entrare il bimbo di 8-9 anni, insomma. E lì poi ho fatto il mio percorso, diciamo, regolare, quindi il conservatorio, e poi tantissimi corsi, master. Questa è la tua professione. E questa è la mia professione, sì. Quindi ti senti realizzato in questo, questa è la cosa fondamentale. Quanto è importante per i giovani, dopo la stessa domanda la girerò, per i giovani seguire i propri talenti, i propri sogni? Io mi rifaccio anche alla puntata precedente in cui lei, Presidente, aveva detto: mio marito mi ha consigliato di realizzare un sogno dopo che un altro si era infranto, una professione che le piaceva, vabbè, questione di crisi eccetera. No, proprio per crisi, sì, assolutamente, esatto. Altrimenti sarei ancora lì. Buttati, realizza il tuo sogno, o quanto invece bisogna stare tanto coi piedi per terra e dire vabbè, puoi farlo un po' come passione, però stai coi piedi per terra, perché tutti questi artisti, queste persone, anche il coraggio stesso di Stefania Miotto, cioè, l'hanno fatto buttando il cuore oltre l'ostacolo, cioè. Beh, allora io sono dell'idea che anche lei stessa? Cioè. Sì. Io sono dell'idea che quando uno ha una passione, però deve capire se la passione, da dove viene la passione. Vabbè, io sono un po' folle da questo punto di vista, per cui capire se è una cosa che tu desideri proprio tanto, cioè una cosa che proprio per te è vitale. Io quando ho capito, quando ho messo fuori tutte le mie cosine, quando ho aperto, sì, però non sapevo, è stata proprio la gente poi che ha tirato fuori, cioè il cliente che ha tirato fuori tutto questo, ma in primis tu devi sentirla, devi creare, devi visualizzarlo tutti i giorni e guardare proprio in quella direzione. Certo, non è stato facile anche per me, perché, ripeto, in un posto che non è un pieno centro, ok? Quindi difficoltà ci devono essere, la passione bisogna metterla, seguire il cuore o non seguire il cuore? Ah beh, per me solo se segui il cuore, poi veramente le difficoltà. Come per l'orafo, insomma. Ma le difficoltà ci sono sempre, le difficoltà le incontri ogni giorno, ma credo in qualsiasi tipo di lavoro. Però io credo che se uno intraprende quella cosa, perché io conosco tantissime persone che hanno inseguito proprio questo loro sogno e ci sono riuscite, perché comunque ci riesci. Ma in questo momento, come dicevo prima, dei ragazzi che entrano dopo il lockdown con la valigetta e dicono guarda cosa ho creato, eccetera. E io dico, se tu... Tanto si capisce subito se è una cosa che sente, basta guardare l'oggetto che ti propone. Però dico, guarda che se tu ce l'hai, tu vai avanti, cioè persevera. Per me è da sempre questa cosa. Perseverare, quindi anche, visto che sei un insegnante, insomma, agli studenti, ai giovani che intraprendono anche attività artistiche che sono molto difficili, perché poi non tutti riescono appunto a sfondare, è la perseveranza, la chiave di lettura. La perseveranza è la passione e l'amore. Io dico lo dico da sempre, che l'amore è il motore della vita, è quello che smuove mari e monti, e ci vuole tanto amore, soprattutto per fare la mia professione, tanto amore e passione per questo, per la musica in particolare, ma
in generale per l'arte. Quindi anche come lo stesso artigiano orafo che crea, assolutamente, c'è la passione che assolutamente, lui è smosso dalla passione per quella cosa che sta facendo, anche perché c'è un po' la curiosità di quello che vai a creare, cioè il poter creare quello che hai in testa, vedere se lo riesci a riprodurre come vorresti, ma anche per noi è la stessa cosa, anche per me quando canto, cioè a trovare il suono che ho in testa, quindi mi metto lì, provo, vedo tutte, insomma, equilibrio tra fiato, sostegno, emissione, quindi proprio è una ricerca per passione, una ricerca con amore, e ai ragazzi lo dico sempre. Perché sai, spesso e volentieri anche le famiglie dicono mamma mia, sì, la musica, ma cosa vuoi campare? Non si mangia con la musica. Non si mangia con la musica, ma vuoi scherzare? Ma certo, se ti improvvisi e quindi fai le cose così tanto per fare, sì, insomma, qualche dubbio. Però quindi studiando anche, quindi questa è un'altra cosa importante. Assolutamente, bisogna seguire dei percorsi, bisogna avere chi ti insegna e anche trovare l'insegnante giusto, la scuola giusta, il percorso giusto. Però non è così difficile, nel senso che se veramente vuoi una cosa ce la fai. E con questa cosa qua che mi dà molto entusiasmo, noi andiamo adesso a vedere il nostro video, quindi dove ci sarà anche la cantante lirica che è la protagonista, quindi c'è la parte anche molto piacevole. Andiamo alla scoperta di questa bottega, questa volta una bottega, perché abbiamo visto varie tipologie, ma questa in particolare, come e più e meno delle altre, sta a voi giudicarlo, non dico niente, restate con noi e vediamola insieme. Amore, dai che Carlo ci aspetta. Carlo, sei il maestro orafo. Volevo vedere un gioiellino. Ma certo che sei tu il mio gioiello, ma non è che posso appenderti al collo e infilarti al dito, amore. Sì, prometto che guardo e basta. Andiamo, dai. E siamo a Busa di Vigonza, alla bottega dell'orafo. Sono qui con Carlo degli Stefani, maestro orafo. Carlo, ma un maestro orafo cosa fa? Un maestro orafo è una persona che lavora con le mani e con la fantasia, perché mi piace creare. Stavo creando con questi geodi. I geodi sono creazioni della natura, possono sembrare dei semplici sassi, no? Quando si trovano questi pezzi, si tagliano, dentro c'è un mondo. Che meraviglia! E da questo io prendo spunto e mi vengono le idee quando li vedo per creare. Questi potrebbero essere degli orecchini, qui stavo pensando di fare un anello. Senti Carlo, io ho visto che hai collaborato con un sacco di stilisti, hai creato gioielli, ma mi sono rimaste così impresso due opere particolari che ho visto. Una che hai creato per la mostra Oro et Laboro e che abbiamo qui a fianco a te. Sì. E ce la puoi descrivere? C'era da partire da un'idea, un simbolo religioso, qualcosa legato comunque al luogo dove eravamo. Io sono partito dal simbolo più semplice che i primi cristiani tracciavano per terra per riconoscersi l'uno all'altro, quindi quando io incontravo un altro cristiano, avendo paura dei romani che osteggiavano, disegnavo un semicerchio sulla sabbia. L'altro cristiano, un messaggio segreto tra i due, disegnava l'altro e formavano il pesce. Io sono partito da questo e ho creato questa collana in argento, satinato e lucido, martellato, con l'ambra. E l'altra opera che mi è piaciuta tantissimo è quella che hai realizzato per la mostra Galileo e il libro dell'universo. Sono partito dalle lenti che Galileo ha applicato al cannocchiale. Io ho ripreso queste infatti sono lenti ottiche e le ho incastonate così. Ho realizzato anche quello che lui ha visto in quel momento, che lui ha riprodotto un acquerello con le fasi lunari. Io ne ho riprodotte 3, la quarta sarebbe la chiusura e infatti ho riprodotto in lastra d'argento l'acquerello di Galileo Galilei. Carlo, allora sai cosa ti dico? Voliamo direttamente sulla Luna. Luna, tu non sai dirmi cos'è. Luna, tu non puoi dirmi perché.
Eccoci qua. Io ho il sorriso sulle labbra perché davanti a me, proprio qua in studio, c'ho la cantante lirica tutta fulgente. Cosa mi dice? Cosa ne dice? Amore, scintillante, brillante, dopo essere stata alla bottega dell'Orafo mi sono messa riempita di briganti, guarda che roba, tutta Questo non l'ha scintillante. fatto lui. Questo No, amore, questi non sono brillanti, sono briganti, però insomma fanno un po' la sua figura, no? Un pochino, dai, bisogna, da CEO un pochino così. Però sì, a me piace tanto, scusate se sono un poco di parte, ma Carlo mi piace tanto, mi fa tante cose belle, tante robe belle, insomma è da andare a vedere. Sai cosa? Che stavo pensando? Che è il nostro ultimo incontro? No, dai. No, signori, non posso mica lasciare. No, non voglio, assolutamente. Io voglio vedervi ancora perché qua mi piace tanto stare e si sta tanto bene, si dicono tante belle cose, si scoprono un sacco di cose e poi avrei ancora tante cose da dire. Sì, che insomma, dai. Infatti qua dico, Presidente, no, dovete tornare. Assolutamente, cioè, io mi sono abituata. Solo 4 opere, 4 allora ci troviamo anche la prossima. Esatto. No, avete anche un po' un appello a tutti coloro che voi tanto conoscete, un sacco di cose, a darsi da fare per farsi conoscere. Assolutamente, ancora di più. ci rivedremo. Infatti, perché poi l'opera ha da operare, no? Amore, sì, io devo andare a cantare in queste botteghe, mi piacciono tanto, ne voglio scoprire tante, per cui amori, sono qua per voi. Benissimo. Presidente, una curiosità, ma Mestieri all'Opera si è data già da fare come associazione o deve ancora crearsi il proprio sito, una propria mail, perché so che lei non è tecnologica, ma che cosa le vado a chiedere? Non sono proprio tecnologica, però ci stiamo lavorando, anche perché siamo nati, voglio dire, da poco, da pochissimo, vabbè, ho capito. Pertanto ci stiamo lavorando, ma... Lo farete? Amore, la mail c'è, amore, è vero. Eccola. Insomma, possono anche scrivere, è vero. Dove? Allora, è facilissima. Dai. Mestieri all'opera @gmail.com. Facilissimo. Mestieri all'opera, proprio senza apostrofi, senza punti, senza ghirigori. @gmail.com. Potete Preciso. scrivere da qualsiasi, non importa se non siete di Padova, ma potete essere anche di Treviso, Vicenza, qualsiasi parte. Volete vedere una cantante all'opera, volete darvi da fare, farvi conoscere, ecco l'opportunità. Allora, grazie a entrambi di essere state qui con noi, grazie a Mestieri all'Opera, grazie naturalmente alla nostra cantante lirica Stefania Miotto, grazie a voi di averci seguito e noi come sempre ci rivediamo. Buona serata.